È una scadenza che pesa come poche altre, quella del 30 giugno per il sistema produttivo veneto. Le imprese dovranno versare circa 3 miliardi e mezzo di euro tra IRES, IRAP e IRPEF, un esborso che arriva in una fase già segnata da difficoltà per molte realtà economiche. Non è escluso che una parte dei contribuenti scelga di posticipare il pagamento al 30 luglio, come previsto dalla normativa, pur con un aggravio dello 0,4% sull'importo dovuto. Un segnale di come giugno si confermi ogni anno uno dei mesi più complessi sul fronte fiscale, come sottolinea anche l'ufficio studi della CGA di Mestre. Intanto resta alto anche il nodo dell'evasione. Secondo le stime del Ministero dell'Economia, in Veneto il mancato gettito supera gli 8 miliardi di euro l'anno, all'interno di un fenomeno che a livello nazionale supera i 100 miliardi. Una cifra importante anche se la propensione della nostra regione, ovvero l'incidenza del mancato gettito su quello incassato, è tra le più basse del paese. Negli ultimi anni però il recupero da parte del fisco è cresciuto fino a raggiungere livelli record, grazie soprattutto all'incrocio delle banche dati e alla digitalizzazione dei controlli. Tuttavia, grazie alle nuove tecnologie digitali oggi disponibili, è possibile colpire la vera evasione, quella che sottrae all'erario decine e decine di miliardi di euro all'anno e che, come ha più volte denunciato sia l'Agenzia delle Entrate sia la Guardia di Finanza, fa capo a soggetti e società fiscalmente infedeli che realizzano frodi IVA, utilizzano indebitamente crediti fiscali e occultano patrimoni e attività finanziarie trasferendoli all'estero.